Passate un po' la lavagna. Io dico no! Andiamo, io dico no. Anche con le magliette, bisogna Dai, con le magliette. si torna. Andiamo. Al referendum del 4 dicembre Io dico no! Siamo qua oggi per sostenere il nostro no a queste schiforme costituzionali. Le riforme che sono state concepite al di fuori delle aule parlamentari all'interno di un patto illegittimo fatto al Nazareno tra Renzi, Boschi, Berlusconi, Verdini e con la benedizione dell'ex Presidente della Repubblica Napolitano. Il 4 dicembre dobbiamo votare no perché questa riforma non abolisce il Senato, abolisce la possibilità per i cittadini di eleggere i propri senatori. E il Senato continua a rimanere una Camera che ha delle importantissime funzioni legislative. Oltretutto in questo Senato ci troveremo dei consiglieri regionali e dei sindaci che faranno i senatori part-time ma pagati full-time per fare i consiglieri regionali e i sindaci, con il risultato che faranno male sia l'una che l'altra cosa. E il Presidente del Consiglio ci viene a dire che questo è il Senato delle autonomie, cioè che questi consiglieri regionali e questi sindaci dovrebbero rappresentare all'interno del Parlamento le istanze e il volere degli enti locali, ma in realtà lo sappiamo benissimo che non è così, perché questi senatori non avranno il vincolo di mandato e quindi non andranno in Parlamento a rappresentare la volontà espressa dagli enti locali da cui provengono, ma saranno in Parlamento a esprimere esclusivamente e solamente il volere dei partiti che li hanno piazzati in Parlamento. Oltretutto il Presidente del Consiglio continua a dirci, lo ha scritto anche sul quesito per ingannare i cittadini italiani, che questo referendum porterà a un risparmio ingente per le casse dello Stato. Addirittura si è lanciato in stime enormi, 1 miliardo di euro di risparmi, poi ovviamente l'ha ridimensionata perché si è reso conto della grossezza della palla che stava dicendo e li ha ridimensionati a 500.000 euro, ma ancora la stima è troppo grossa perché la Ragioneria Generale dello Stato è da mesi che parla di risparmi per meno di 50 milioni di euro. Oppure ci viene a dire che questa riforma accelererà il processo legislativo, al di là del fatto che non se ne capisce veramente dove stia la necessità di accelerare il processo legislativo in un paese che è perfettamente in media con tutti i paesi europei come numero e come tempi di produzione delle leggi. Oltretutto questa riforma, da 2 procedimenti legislativi che oggi abbiamo, ne va a istituire circa 10 diversi e con tempistiche diverse di approvazione, che creeranno tra l'altro una serie di conflitti davanti alla Corte Costituzionale infiniti. E veramente non se ne capisce dove sta la necessità, dov'è il problema di questo bicameralismo perfetto che si presenta qui oggi. Con questa riforma si vuole affrontare, si vuole abolire il bicameralismo perfetto perché dice il Presidente del Consiglio rende troppo lungo l'iter legislativo, ma i governi in questi ultimi anni ci hanno dimostrato che quando vogliono fare le leggi le approvano in tempi record. La legge Fornero è passata in 20 giorni, la recentissima legge Boccadutri che ha sbloccato il finanziamento pubblico ai partiti anche se non avevano i rendiconti in regola come chiedeva la legge, è stata approvata in 19 giorni e così anche il lodo Alfano. Quindi che non ci vengano a raccontare palle, quello che c'è bisogno in questo paese sono meno leggi e scritte meglio. Abbiamo visto in Senato e alla Camera la legge anticorruzione bloccata 3 anni, abbiamo visto invece procedere rapidamente altri provvedimenti che servivano, abbiamo visto non so quanti salva Ilva, non so quanti salva banche e ancora recentemente si parla di un altro intervento a sostegno delle ristrutturazioni, cioè aiuti di Stato per i prepensionamenti, per gli ammortizzatori sociali a favore del personale delle banche che vogliono sistemarsi le cose a scapito nostro. Quando abbiamo i nostri imprenditori, le piccole e medie imprese del Veneto e del Nord-Est, soffocati dalla mancanza di credito, dalla concorrenza per esempio che hanno in altre regioni. Perché non basta la vicina Austria, abbiamo anche il Trentino Alto Adige e il Friuli a statuto speciale, che non avranno toccate queste autonomie, mentre regioni come il Veneto vedranno perdere potere dunque che viene accentrato nel governo, preso ai cittadini che non votano, alle regioni che perdono competenze e al Parlamento che viene marginalizzato. Già oggi col potere di ricatto
determinato dal Porcellum, noi abbiamo sostanzialmente degli alzamanos, abbiamo delle persone che a comando fanno quello che vuole il segretario di partito. E allora noi dobbiamo bloccare un disegno che ha altri committenti. È vero, ce lo chiede l'Europa, ma quale Europa? L'Europa delle banche, l'Europa della Troica. Sappiamo di avere un debito che sotto Renzi ha toccato il massimo storico a 2.500 miliardi. Sappiamo che dobbiamo rientrare dal 134% rispetto al PIL al 60% in pochi anni. E allora come si fa a pagare i debiti? Un padre di famiglia lo sa, o aumento la busta paga o riduco le spese. E il PIL che non cresce, perché Renzi ci sta dimostrando il fallimento della politica economica del suo governo, il PIL che non cresce ci fa capire quale sarà il passo subito dopo. Saranno tagli pesantissimi allo Stato sociale, alla scuola, alla sanità, alle pensioni. Sarà la fine della possibilità di supportare l'economia, non avremo margini, nessun margine per manovre espansive. Ecco a cosa servono parlamentari e senatori comandati a bacchetta, nominati, scelti dalle segreterie invece che dai cittadini. Saranno quasi il 100% al Senato e saranno almeno il 60-65% alla Camera, perché attraverso i capilista bloccati queste saranno. Servono persone che eseguono quando c'è da fare macelleria sociale. Oggi noi abbiamo dall'Europa flessibilità. Flessibilità sono stati recentemente 13 miliardi e mezzo che non sono soldi, sono debiti in più che ci lasciano fare con l'impegno di rientrare entro i parametri l'anno dopo. Capite cosa ci stanno dicendo? Ancora un po' di becchime per far sembrare che la ripresa ci può essere e che qualche cosa di buono ne verrà, e dopo il 4 dicembre Renzi si presenterà alla Merkel. Eccomi qua, sono il curatore fallimentare dell'Italia. Allora non facciamoci ingannare, quello che vedete non è un ponte, è un ponte sul vuoto, l'ha scritto il Financial Times, lo hanno detto chiaramente. Se andate a sentire gli osservatori internazionali ci stanno dicendo che queste riforme non daranno nulla all'Italia, daranno qualcosa, daranno molto perché vorrà. Ecco a cosa serve questa riforma, a fare più rapidamente delle leggi che massacreranno il nostro Paese. Allora ci possiamo pensare oggi, dobbiamo intervenire oggi e il 4 dicembre fare fronte comune contro questo pericolo mortale.